L'argomento di oggi è: ma ne vogliamo parlare? Il nostro amico Ciccio Ubeddo scrive, dice: ma ne vogliamo parlare? Dice: sono Ciccio Ubeddo, stamattina mi ero spieghiato più bello do solito. Ciccio Ubeddo, alla fine mi fai anche un po' ridere. Magari un poco pena, mi fa magari un poco pena alla fine. Mi fai ridere un po', però. Ma ne vogliamo parlare di questi ragazzi di Acireale che si divertono ad imbrattare i muri con delle svastiche naziste? Sembra che qui nessuno gli dice niente. Pensateci voi, pensaci tu, va. Che devo fare? Devo pensarci. Poi che ti sgaggia una macchina a testa. Ma non è questo il problema, vedi? Sì. Il discorso è che probabilmente non ne sanno neanche il significato, perlomeno hanno un'idea di quello che disegnano e del motivo per il quale lo disegnano, che magari è distorta da quella che è la realtà. Paolo dice: ma ne vogliamo parlare che ogni volta che mi fermo un benzinaro macchiana l'acido? Hai capito? In che senso? Perché sarà che è allergico alla benzina, agli ottani. No, secondo me è allergico al prezzo della benzina. Perché la benzina è con gli ottani, capito? Allora uno arriva all'acido. Quanti ottani è? 95 ottani della miseria, dice, capito? No, questo invece il commento sull'ottano scatta al momento in cui scopri il prezzo. Certo. Cioè tu ti giri e dici ottani, hai capito? Senti, questa mi ricorda un po', però non è la Rai, non è vero, Bim Bum Bam. Vediamo se è quella mia questa. Ma che è sta cosa, Non lo so. Ma ne vogliamo parlare che lunedì a Paternò ha avuto più successo il presepe vivente a San Biagio che i cugini di campagna in piazza? No, vabbè, dai. scusami, i cugini di campagna che possono pretendere con bambinetto fa chi lo chiede capito e biondo, scusami, per forza che non hanno successo, no? Posso capire che i Ruggemello fanno uvo e l'asinello, che chi lo chiede capito l'ogni e fa San Giuseppe, ma chi lo biondo può fare un bambinetto? No, non sa bene. C'è trasa andare maida quello, non c'è trasa andare maida, capito? È bellissima questa canzone, nonostante sia un genere che io non amo, però devo dirti che dà una carica veramente particolare. Iveci Sangalo, che è una rock star, pop star direi, non rock star, ma pop star brasiliana che riempie gli stadi dalle parti appunto dell'America Latina e che sforna successi in continuazione anche su Facebook e anche su YouTube, insomma è una delle più amate. Poi senti, siccome abbiamo Tony Ettana con noi, abbiamo la telecamera e sta riprendendo il nostro Francesco con tanto di con tanto di coppole, con tanto di ciaramelle in mano, anche se cuffiato, quindi un ciaramellaro moderno. Vogliamo sentire ancora un pezzettino di musica natalizia? Sentiamo un po' la ciaramella che parte. Vai Tony Ettana. Non so se ti rendi conto che questa è Ale Catania, Hai capito, Alla Catalla. Che bello, soprattutto lo stop della ciaramella è una cosa che mi rimaneva nel cuore, perché quando improvvisamente decide che il pezzo è finito, la ciaramella si stoppa e improvvisamente rimane tutto un senso di vuoto, cioè da che tutta la stanza era piena di musica, di note, di questi accordi particolarissimi che riesce a prendere la ciaramella. Cosa sono? Accordi di quinta, di settima, come sono? Sono diminuite, aumentate, none, no? Sono accordi particolari. Quando si stoppa improvvisamente c'è il vuoto, il silenzio totale, perché non lascia nessun eco, è una cosa meravigliosa, veramente bella. Il nostro Francesco Bardoni
ricordato da Ciaramellaro di altri tempi, con tanto di caramella e angioletto allippato in uno dei bracci. Bambino. Gesù direttamente, chi sto è? Non nave ali, No. è proprio Gesù, come vereva a volare nell'aria, no, è proprio Gesù. Bellissimo. Ma poi l'avete sentita la Lecca note? Tania, come no? Certo. Ce l'ho trovata in mezzo, c'era dentro anche questa, sentite? E beh, insomma, Vabbè. per la gioia dei tifosi anche a Natale a Lecca Tania, giusto, no? ci mancherebbe. Dice, ma porta i ceramelle, dice, porta, come porta? Ah, è bello, perché su bene questa ceramelle non ti faccio trase. Ci porto il caffè, lascialo foto che te lo offro io. Vedi, con la ceramella che facciamo una cosa bella, questa è una cosa bella oggi, Capisci? In replica stasera ci sarà gente che si ricria. Perché tornano a casa con la macchina, col buio, in macchina, freddo, bordello, ti senti la ceramella e ti ricri. Dunque, vabbè, ci sono ancora messaggi che arrivano. Dice, ne vogliamo parlare che con lo Zampognaro mi avete fatto commuovere. Mi ricordo i Natali passati con il mio papà, grazie mille, ma grazie a te. E poi c'è anche Daniela da Messina, la zia Serina si è ricriata tutta col Ciaramellaro. Oh, che bello, che bello, grazie. Oggi abbiamo fatto una cosa veramente carina grazie a Ciccio Ciaramella, perché Franco in realtà lo chiamiamo così, noi amici lo chiamiamo Ciccio Ciaramella ormai, capisci? Leonela. Aquella noche un Vagabundo. È lei. Bellissima, lasciala. vio tu risa en la amargura. Soy El amor de tu amor. tu mal recuerdo. Soy el Nombre que no puedes mencionar. Ricordi che si sentiva questa canzone rimbombare un po' Sì. in tutto il quartiere? È cioè, vero, se- perché lo vedevano tutti, Leonela bastava affacciarsi o camminare per la strada del tuo Esatto. quartiere e la sentivi da finestra a finestra che Si creava- sfumava da Sì, quella che ti esatto. lasciavi dietro e la riprendevi in quella più avanti. si era creava così. quell'effetto cinema un po' che Che era, che bello era aver veramente sentito bello. questa canzone, guarda, mi è venuta la pelle d'oca. Pedro perché- Luis. Pedro Luis, con De Cammise che l'aveva Ido e Sandro Ciotti e basta. Sì, Ci metto una sigla così a, Sì, a sì, Motto sì. su Bedania, vai, Sì, la prima sì. che capita, A vai. sicco. Alla Ciao, Catalla Giuseppe. torna domani. Ciao Ciccio, grazie. Ciao, Giuseppe, ciao, Tony. alla Catalla.